L'Istituto Agrigento Centro presso Pirandello oggi organizza Giornata Mondiale dell'Epilessia, un incontro con il responsabile, il dottore Vetro. Ecco, momenti importanti che servono anche a sdrammatizzare proprio l'evento in sé. Per il secondo anno l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro aderisce alla Giornata Internazionale dell'Epilessia. Stamattina il dottore Vetro incontrerà i nostri ragazzi alla scuola media, mentre di pomeriggio gli operatori scolastici, docenti, personale ATA e io saremo lieti di partecipare a Incontra l'esperto, quindi medici ed esperti che illustreranno la patologia agli adulti. È una patologia il cui esordio avviene generalmente in età infantile e nell'adolescenza, quindi in età scolare. Significa che investe anche la scuola, non solo perché deve essere in grado di fronteggiare eventualmente una crisi, ma anche perché attorno a questa patologia ruota ancora un forte pregiudizio e quindi il compito della scuola, al di là di garantire a ciascun bambino il diritto allo studio, lo star bene, un percorso scolastico proficuo, deve anche lavorare per i cambiamenti sociali e culturali, per abbattere quei pregiudizi, quelle diffidenze che acuiscono ancora di più il malessere in cui verte ovviamente qualsiasi persona colpita dalla patologia. È importante questa giornata perché ci dà la possibilità di smitizzare l'epilessia. L'epilessia è sempre stata vista per problemi anche religiosi, problemi di assistenza, come qualche cosa lontano da me, che deve stare lontano da me. Purtroppo invece abbiamo l'1% della popolazione che invece soffre di epilessia e questo 1%, i 2/3 dei casi l'epilessia insorge in età scolare ed è il motivo per cui siamo a scuola che stiamo parlando di questa cosa. Le epilessie è una malattia, l'epilessia è caratterizzata dalle crisi epilettiche. Le crisi epilettiche sono di diverso tipo. La maggior parte di crisi epilettiche sono, tra virgolette, le cosiddette crisi di grande male. Le crisi, quando una persona ha una crisi di grande male, che cosa fa? Diventa rigido, perde conoscenza, cade a terra, incomincia a scuotersi, a avere delle convulsioni. E in questo momento lui ha perso conoscenza, ha i denti stretti, non riesce a respirare bene, diventa nero in faccia proprio. L'impressione è un'impressione di morte, quello che le mamme dicono quando mi parlano dei loro figli che hanno crisi: mio figlio mi parse che era morto, è morto, c'è questa esperienza di morte che vivono i genitori. Oggi abbiamo la possibilità non solo di curare l'epilessia, abbiamo la possibilità di bloccare le crisi in tempi anche rapidi. Le crisi di per sé durano da 2 a 5 minuti, l'85% dei casi. E noi possiamo bloccarla, vi sono dei farmaci, dei glisterini con cui possiamo bloccare queste crisi.